io vedo sui giornali che hanno usato dei guanti per analizzare la neve. Io avevo filmato, ma non due. Stiamo parlando di 200 mg, il limite di cui si parla è 200 microgrammi per litro. Un grammo, no? Un grammo è un millesimo di chilogrammi di litro. Di questo millesimo prendiamo un altro millesimo, quindi un millesimo, siamo ai milligrammi, e di questi milligrammi 0,2 di alluminio è il limite massimo messo, tanto per darvi un'idea. Quindi basta un qualsiasi inquinamento minimo e si ha subito bracci di alluminio che non si devono niente di acqua. Inoltre, una cosa strana, sono andati a consegnare il contenitore e hanno detto che si trattava di acqua di rubinetto. Poi ovviamente quando arriva il deserto dicono guardate questa qua per essere acqua di rubinetto è oltre i limiti. Però non ha senso confrontare la neve con l'acqua potabile di rubinetto. Voi avreste mai della neve così senza scaldare, senza concentrarla? È ovvio che l'acqua di rubinetto deve sostenere dei limiti precisi, insomma, perché la beviamo ogni giorno, non è che si deve mettere a bere ogni giorno la neve, no? Altra cosa, da dove può arrivare questo alluminio? Guardate qui, questa è terra, qui si vede tracce di scopo. Questo qua è una dimostrazione che ci sono fortissime contaminazioni del campione. E l'argilla, che è il costituente fondamentale della terra, è un alluminio silicato, cioè il 13% sia del peso della terra, del terreno che prendiamo in mano, è fatto di alluminio. Quando io faccio un'analisi chimica, mi dice che molecola è. L'alluminio non è mai nulla e crudo da solo, l'alluminio è talmente ossidante, cioè talmente riducente sulla terra che si ossida subito, quindi è sempre sotto forma di ossido all'esterno. E quindi è normale avere queste tracce. Se si vuole fare una conoscenza sul serio, bisogna parlare con chi è esperto di biologia. Io ho un amico che è alpinista come me, lui fa analisi sulla neve per vari motivi, per il discorso della gamma, eccetera, si parla con un esperto per non improvvisare queste cose, perché sennò si rischia di fare questi errori. Poi nel video ci sono altre cose interessanti, questo per esempio è un altro esempio di quelle foto che dicevo che fanno passare come prove di scientifiche, ma quello lì sembra un carico di serbatoi di veleno, no? Non è così, questo qua è il MAS, il sistema per trasformare un aereo militare in un veicolo, un aereo incendio. È una cosa bellissima nel suo pacifista, perché un aereo cattivo militare diventa una bellissima cosa per fare l'incendio, viene fatto passare come un mostro. E così avanti, adesso non c'è tempo. Ecco, questa è una fortissima perché tra le varie foto citate c'è questa foto, peccato che la foto originale, la sapeva segretamente, dice che è stata scattata il 1° agosto del 1949, ben prima che si parlasse di scie chimiche. Quindi questo è un esempio di scie di condensazione persistenti già tantissimo tempo fa. Allora, si parlava di scie chimiche e desiderio. Qual è il desiderio? Il desiderio umano è quello di pensare che possiamo controllare gli eventi, che ci sia una mente dietro l'alluvione, dietro la siccità, dietro il terremoto e così. Allora preferiamo dare un cattivo però razionale che controlla tutto, piuttosto che ammettere che a volte certe cose non sfuggono al nostro controllo. Si va in giro su internet e si trova gente che si lamenta che non c'è più il centro di una volta. Ma questo basta fare un po' di statistica. Cioè io sono andato senza pretese di precisione sempre sul sito dell'OSMER. Queste sono un po' di giornate diverse, esternate delle webcam di Trieste, che è una città di oro ovviamente, e sempre giornate bellissime. Allora il mio invito è semplicemente guardate il cielo, apprezzatelo sia come è bello che come è brutto, il cielo è variabile sia di giorno che di notte, ci sono migliaia di cose da scoprire, e abbiate diciamo, la voglia di scoprire le cose nuove. Ecco qua. Spero che sia una domanda. Io mi assumo la responsabilità di questo. No, non mi assumo la responsabilità di questo. Ma non è questione di tempo, è questione di tempo. Esordirò, come è successo l'altra volta alla nostra conferenza, sarà un vero e proprio intervento, perché io voglio fare una domanda a voi. Ma il CICAP, che voi dicevate prima, cos'è un ente di volontariato? Non è pagato da nessuno? Non ha nessun interesse il CICAP?
E poi mi dite che però... Non è possibile che mi abbia titolato a fare il provocatore. Hai fatto la domanda. Scusate, ma perché io devo dire, tutti sono liberi di pensare come siamo, noi siamo liberi. Hai fatto la domanda, fai la domanda, l'hai fatta, potrai rispondere. No, ma scusa, se tu hai la domanda, della domanda e hai anche la risposta, cosa la fai fare? Perché l'hai fatta la domanda, faccio rispondere. Nessuna, hai fatto la domanda. Quando io ci volevo andare a maschi e femmine e andavo a dare figli, cioè abbiamo un ufficio. Rispondo molto rapidamente perché vorrei lasciare invece lo spazio ai relatori e al tema di oggi. Allora, il CICA è un'associazione che esiste dal 1989 e da pochi anni ha un finanziamento, quello volontario attraverso il modello 730. E poi un altro finanziamento che ha, stampa una rivista e quelli che acquistano la rivista pagano un tot. No? Vabbè, scusa.